prima luce del giorno, in Abruzzo, sulla Maiella o il Gran Sasso. È inverno, dicembre, e l'aria è ghiaccia al mattino, ma più trasparente. È l'aria secca, pungente, che all'alba respirano i pastori. Per i pastori abruzzesi, in realtà, allevare il bestiame è, più che un mestiere, una forma di vita, un sentimento d'uomo. Essi abitano i monti e le vallate erbose, i grandi spazi aperti, i distesi orizzonti. Quanto alle greggi, alle mandrie, una volta fuori dei recinti corrono incontro alle piste e tratturi e all'odore dei fili d'erba. A volte, lungo questi percorsi, una strada carrabile, un binario, una ferrovia secondaria. Gli unici segni visibili di una civiltà diversa e pressoché sconosciuta. Il mondo dei pastori è un altro, un sodalizio con l'abitudine e con le ampie visuali. La loro casa è la natura e il vento la loro stagione. Ma la vita del pastore, per quanto semplice e libera, non è incline all'ozio. Giunto al pascolo, egli si industria in mille modi, in curiosi lavori artigiani che vincono il tedio e appagano la sua natura. Le bestie sono al pascolo ora. In effetti, non è che le pecore siano animali con qualità straordinarie. Con esse tuttavia i pastori hanno un buon legame di vita. C'è negli occhi attenti dell'uomo, oltre il suo vigile sguardo, come un senso di affetto, affabilità e pazienza. Ma torniamo alla capanna da dove il gregge s'è mosso. Costretti alla transumanza, i pastori sono avvezzi a una vita nomade, ai ricoveri provvisori fatti di paglia e di frasche, al fumo dei bivacchi. La loro vita è operosa, tuttavia, è organizzata nelle forme che essi sanno. Secondo i turni stabiliti, gli uomini che non sono ai pascoli mettono il latte delle pecore a cagliare, lo salano e quindi lo fanno seccare. È il famoso formaggio d'Abruzzo. La vita dei mandriani in realtà è selvatica e rude, in Abruzzo come in tutte le altre parti del mondo.
Guardate il loro modo di montare a cavallo. Oppure non vi dà l'impressione di trovarvi nel Texas di fronte a due perfetti cowboy? Peccato. Arrivati in paese essi non saranno che due corrieri e di porta in porta offriranno ricotta e formaggio di quelli saporiti. Nelle grandi caldaie che sono servite a cuocere e a condensare il siero del latte è rimasto un gradevole affrore e qualche avanzo del caglio. Per i cani oggi è vitto da signori. Ora il sole sta per tramontare dietro i paesi del Lazio. Caciotta, i compagni lo chiamano da sempre così, è stanco e accaldato. Si dice che egli sia il miglior casaro d'Abruzzo. Le sue mani odorano di cacio ed è un buon odore dopo tutto. È la fine di una giornata uguale a tutte le altre. Ora l'attesa invita alla quiete, a una pigrizia insolita. Ed ecco nell'ultima luce del giorno che il gregge ritorna. È notte ormai. Raccolti intorno al fuoco, i pastori non hanno rimorsi per l'agnello che si cuoce allo spiedo. La vita dei pastori è semplice e primitiva, libera e faticosa per questo. Essi vivono in una loro dimensione del mondo tra le insidie della natura, le asprezze dei climi e il silenzio delle distanze. Il limite della loro condizione d'uomini non è la debolezza,